Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Dal satellite si nota l'arrivo di un impulso fresco dalla Francia instabile che porterà dei rovesci e temporali nel corso della nottata di domenica sul nord Italia, con la rimonta invece dall'anticiclone azzorriano sull'Europa centro-occidentale. Si nota da questa grafica infatti lo sviluppo e la stazionarietà di un minimo depressionario sul Mar Tirreno che nel corso dei prossimi giorni continuerà a portare instabilità non solo al nord ma soprattutto sull'Emilia Romagna e sul centro Italia. Tale perturbazione si inserirà proprio a partire dal Mar Ligure nella nottata di domenica. Questa perturbazione porterà forti temporali in sviluppo proprio sulle medio-alte pianure del Veneto e della Lombardia, questi principalmente i settori più colpiti, colpito anche il Trentino Alto Adige, dove qui le piogge saranno più persistenti e durature, con l'espansione delle piogge in direzione poi verso l'Emilia Romagna e sull'Appennino centrale nel corso del pomeriggio. Tuttavia una fase più intensa della perturbazione si verificherà nella serata di domenica, quando nuove precipitazioni si faranno più intense anche sull'Emilia Romagna e non solo sulle basse pianure della Val Padana, con l'azione della perturbazione che continuerà a stazionare sul Mar Tirreno per portare tantissima nuvolosità sulle regioni settentrionali e occasioni per nuove piogge. L'azione delle piogge nella giornata tra lunedì e martedì sarà soprattutto nelle ore pomeridiane, ma sarà martedì molto probabilmente la giornata più instabile per quanto riguarda le regioni settentrionali del nord-est e per quanto riguarda le regioni del centro, molto colpita soprattutto l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, le Marche e anche la Toscana. Temperature che si manterranno tra i 25 e i 28 gradi in pianura nelle ore diurne, ma notiamo la discesa di questa piccola saccatura che si collocherà proprio sul Portogallo dalla serata di martedì per portare forti temporali e piogge, e però anche la risalita di aria più calda di matrice africana che nel corso dei giorni successivi si espanderà fin verso la nostra penisola. Questa estensione del promontorio anticiclonico si protrarrà verso est, pur avendo sempre forti temporali accompagnati da grandinate al nord-est sulle regioni adriatiche nella giornata di mercoledì. Questo minimo depressionario si attenuerà e viaggerà verso est, concedendo quindi la rimonta dell'anticiclone africano. Nella giornata di giovedì sarà molto più intenso e potremo toccare valori massimi oltre i 34-35 gradi sulle due isole maggiori. In termini di precipitazioni possiamo notare la giornata di domenica la perturbazione in inserimento dalla Francia che porterà forti piogge e temporali dapprima sulle prealpi, poi sulle medio-alte pianure del Veneto e della Lombardia, in estensione poi al mattino sulla Liguria, sull'Abruzzo, sulle Marche, con temporali in attenuazione al nord nelle ore pomeridiane. Riprenderanno però dei nuovi fenomeni temporaleschi nel corso della serata di domenica, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle Marche, le zone più colpite dai temporali localmente forti, con rovesci anche persistenti che dureranno fino alla mattinata di lunedì. Tali settori, risentendo appunto dell'azione del vortice, potranno registrare grandinate di piccole dimensioni. Estensione delle precipitazioni poi nel corso della giornata di lunedì anche sul resto delle regioni del centro, specie sulle pianure interne e sulle regioni appenniniche. Seguirà poi tra la serata di lunedì e martedì il nuovo sviluppo di temporali sul versante adriatico e poi sulle regioni adriatiche nel corso della giornata di martedì, e poi con temporali sparsi anche intensi nel corso della giornata di martedì nelle ore pomeridiane nelle aree evidenziate. Come si vede un po' tutto quanto il versante tirrenico, un po' tutte quante le regioni settentrionali, specie della Lombardia, della Liguria, della Toscana e dell'Appennino centrale, risentiranno di temporali anche intensi accompagnati da grandinate di piccole dimensioni. La perturbazione poi si attenuerà a partire dalla serata. Per maggiori dettagli consultate sempre i prossimi aggiornamenti meteo.